Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Allora, come potete ben vedere ci troviamo al 18° Gran Premio, siamo al penultimo Gran Premio degli Stati Uniti. Vediamo quello che riusciamo a fare. Innanzitutto le classifiche parlano chiaro, siamo abbastanza lontani da Sebastian Vettel, potrebbe vincere il campionato in questo giro, però cercheremo di dare del nostro meglio anche per il secondo posto, visto che ci sono appena 2 punti. Per quanto riguarda la classifica costruttori, ormai credo che abbiamo finito al quarto posto, proprio perché siamo distanti dalla Lotus e abbastanza distanti dalla Ferrari. Comunque non ci possiamo lamentare, abbiamo fatto tutti questi punti con un'unica guida, perché Pastor Maldonado avrà guadagnato 10 punti appunto in 20 gare, però va bene così. Per quanto riguarda la gara di oggi, correremo appunto negli Stati Uniti e vediamo un pochettino qualche notizia in più su questo circuito molto famoso, 20 curve, 14 giri in Texas. Adesso preparati a una fantastica serie di curve, molto simili alla Maggots e alla Beckett del circuito di Silverstone. Muovi la vettura a destra e a sinistra seguendo il tracciato e cerca di mantenerla dritta il più possibile. Ora, mentre affronti la collinetta che ti porta all'8ª curva, controlla la velocità fino a metà per poi allargarti in vista della 9ª curva. Scendi dal versante opposto e imbocca la 10ª e poi l'11ª curva. Dai un'occhiata sulla destra, vedrai il cartello che ti indica quando frenare. Ai 100 metri rallenta del tutto fino in prima. Qui ti aspetta un punto di corda decisamente stretto. Fai attenzione alla trazione in uscita perché il rettilineo successivo è molto importante e devi percorrerlo in maniera pulita, magari prendendo la traiettoria interna durante la gara per essere pronto ad affrontare la 12ª curva. Ancora una volta noterai il cartello di frenata alla tua destra che ti conduce a questa curva. Taglia leggermente l'uscita e spostati di nuovo sulla sinistra per allargarti in vista della doppia serie di curve che ti aspetta, la 13ª e la 14ª. Muoviti sul lato destro della pista e per cominciare evita il punto di corda sinistro per poi tagliare quello della 15ª curva. Ora sposta la vettura a sinistra per allargarti sulla magnifica curva a destra con triplo punto di corda. Sentirai la forza di gravità che preme al massimo sul collo, quindi muoviti verso destra per affrontare la successiva curva a sinistra di 90 gradi. Mantieni la massima velocità possibile in questo tratto, poi scala in seconda e preparati a una semicurva che ti condurrà al rettilineo finale e al traguardo di questo circuito del Texas. Bene ragazzi, avete visto sicuramente il nostro tracciato, adesso siamo pronti a introdurci all'interno del nostro nuovo circuito, pronti per la nostra gara. State a vedere. Ed eccoci ragazzi all'interno dei nostri box Williams, benvenuti nella nostra postazione principale. Allora, vediamo un pochettino, siamo riusciti a recuperare la quinta posizione all'interno delle ultime 3 sezioni di qualifiche. Comunque, nella prima e nella seconda sezione avevo ottenuto il primo posto ragazzi. Purtroppo non sono riuscito a farvi vedere le foto per un problema di riconoscimento del cellulare. Il quinto posto l'ho ottenuto nella terza sessione perché c'è stato un meteo davvero ostile, ovvero 250.000 litri di pioggia sul bagnato e sul circuito, quindi non sono riuscito a ottenere le massime prestazioni. Comunque il quinto posto può essere anche soddisfacente per la nostra grande trazione e per tutto il resto. Siamo quasi alla fine del campionato ragazzi. Quest'oggi c'è sole, accompagnato da qualche piccola nuvola, 22 gradi centigradi. Potete vedere nelle qualifiche pioggia, 20 gradi. Allora, vediamo un po' il nostro assetto. Alettone abbastanza elevato per sfruttare le grandi curve disponibili anche nel primo settore, molto vicine tra loro, tipo Silverstone. La frenata abbastanza elevata, sempre impostata sul posteriore, tanto per ottenere una leggera stabilità in più durante le frenate. Per quanto riguarda il bilanciamento ci ritroviamo valori abbastanza bassi per mantenere un'aderenza in curve e soprattutto non ottenere un dispendio troppo elevato di pneumatici. Per quanto riguarda le sospensioni, abbastanza elevate per riuscire a garantire un'ottima stabilità dopo la perdita di potenza nei vari settori 2 e 3, mentre la molla anteriore è un pochettino più rigida, quindi sono andato a salvaguardare un po' il posteriore. Imposteremo dei freni abbastanza neutri, mentre il cambio è leggermente basso, certamente avremo un'accelerazione migliore. Il motore sarà l'ultima testata ottava,
con il 4% di potenza in meno rispetto alla norma, però è sempre ottimo per le prossime 2 gare. L'allineamento è leggermente alto per quanto riguarda gli angoli anteriori e posteriori, ma avremo una grande velocità massima, ragazzi, di 310 km/h, accompagnata da una grande stabilità. Non preoccupatevi, utilizzeremo la nostra strategia solita, ovvero strategia carburante aggressiva, duri al sesto giro, morbidi in partenza. Va bene, possiamo partire. Il compagno è pronto, partirà al 17° posto. Prima posizione Lewis Hamilton, ragazzi. Ingegnere, pronti a partire. È una gara davvero, ragazzi, molto importante. Dobbiamo riuscire a guadagnare grande vantaggio. Io devo essere concentratissimo. Vediamo, speriamo che non ci saranno problemi di audio e di video, perché questa gara è molto favorevole, visto che partiamo dalla quinta posizione possiamo raggiungere grandi obiettivi. Ed eccoci, ragazzi, finalmente voi telespettatori in questa domenica d'agosto. Oggi l'asfalto è incandescente, Lewis Hamilton ricopre la prima posizione, ritroviamo Van Helgen al quinto posto e il compagno di squadra quasi alla fine della pista. Vediamo un pochettino. Abbiamo conquistato un'ottima posizione sulla griglia. Freni freddi. In gara dovremo vederci alla confettura più veloci della nostra. Ed ecco, ragazzi, che inizia il Gran Premio degli Stati Uniti. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Un po' di miscela elevata all'inizio per dare una bella spinta. Webber, Rosberg, attenzione, la Ferrari alla nostra sinistra. Vediamo di stare attenti. Eccoci che partiamo immediatamente. Attenzione, le autovetture ci fanno un pochettino scontrare. Mamma mia, e partiamo immediatamente con un po' di KERS. Sfruttato tutta la partenza, purtroppo. Lewis Hamilton, primo posto. Vediamo un po'. Mettiamo nuovamente la miscela normale e si parte. Mamma mia, si parte all'attacco. Mamma mia, contro Lewis Hamilton. Vediamo se possiamo ottenere il sorpasso all'interno. Si lotta 1 contro 1. Riusciamo a dare una bella frenata all'interno e a passare. Ed ecco che riusciamo a ottenere finalmente il primo posto. Vediamo adesso di partire alla galoppata. Allora, si è evoluto immediatamente il serpentone. Ritroviamo Lewis Hamilton e Nico Rosberg, compagni di squadra, appunto dietro la nostra posizione. Vediamo se possiamo ottenere ottimo vantaggio. Io, ragazzi, in questa pista sono davvero molto forte. Ho elaborato tante strategie e ho ottenuto il miglior giro quasi in tutti i settori, proprio nella sezione di qualifiche con l'asciutto. Grazie al cielo oggi siamo con l'asciutto e distanziamo di circa 1,5 secondi, quasi 2, Lewis Hamilton. Speriamo di non fare errori e si parte immediatamente verso la prossima curva. Attenzione, ancora primo giro, si va a fare la barba nel terzo settore a queste ultime chicane. Andiamo, ecco, 1,5 secondi, ragazzi, si perde un po' di aderenza ma si procede ad alta velocità. Allora, ragazzi, andiamo, ole, partenza. Ancora Lewis Hamilton dietro di noi, cerca di individuare la situazione ideale. Eccoci nella nostra famosa curva a gomito, cucchiaio, eccola qui, benissimo, affrontata alla massima velocità, ole. Allora, Lewis Hamilton recupera qualcosa, io credo una decina di secondi, però siamo sempre più veloci. Andiamo. Adesso il KERS lo regoleremo di conseguenza. Intanto miscela sempre normale. Abbiamo un pochettino sfruttato il carburante nella prima fase. 1,2 secondi, ha recuperato qualcosa. Cerchiamo di fare del nostro meglio per recuperare. Andiamo, si parte alla galoppata. Vediamo se possiamo mantenere sempre sul sesto giro il nostro rientro ai box. Le gomme, avete visto, ho cercato di salvaguardarle con le sospensioni non molto rigide anche nel posteriore. Avanti, molto bene, si migliora il tempo di qualcosa, benissimo, ma Lewis Hamilton è sempre saldo, anzi l'abbiamo allontanato ancora di quei 3 decimi che ci mancavano. Ebbene, si parte a tutta forza, il KERS lo utilizzeremo nella sezione del rettilineo. Ancora la Williams quest'oggi negli Stati Uniti, precisamente in Texas, sfreccia a grandi velocità. E ancora passiamo vicino alla sezione degli spalti, aumentiamo la velocità massima con il nostro KERS, grande a tutta forza, ci allontaniamo dalla minaccia oscura di Lewis Hamilton. Il terzo posto quest'oggi è necessario. Ragazzi, non si vede l'ombra di Sebastian Vettel, quindi forse c'è una speranza, ma ancora non parliamo perché le gomme potrebbero abbandonarci. Ancora si va in avanti, questo KERS ce lo conserviamo per la sezione finale. Questa pista la conosco ormai come le mie tasche, di quanto ci ho girato questi 3 giorni, ragazzi. Mi sono anche basato sull'analisi di questo circuito e sullo sviluppo del nostro assetto. Mi dispiace, la prossima volta farò le fotografie con un altro cellulare, perché io ho un telefonino in pratica che il computer non ha rilevato, quindi non ho fatto in tempo a farvi vedere le fotografie ovviamente delle nostre qualifiche. Cercherò nelle prossime sessioni di farvele vedere appunto tramite l'altro cellulare, come facevo appunto in passato. Intanto si va in avanti, benissimo, un po' di KERS per spingere la vettura in avanti e DRS abilitato. Non è un problema perché Lewis Hamilton è lontano 3 decimi in più, lo stiamo tenendo appunto a bada. Vedete, ragazzi, come la pista ci tiene stretti.
Ok, sotto le sue grandi braccia, proprio perché è favorevole quest'oggi al grande Van Helgen, che sfreccia con la Williams al primo posto. Ancora si continua, mamma mia, si cerca di andare avanti. Olè, andiamo, questa sezione un pochettino a arma a doppio taglio, proprio perché non si sa che cosa si può ottenere, ma questa volta... alle tue spalle minimo, non supera i 2 secondi. Ragazzi, lo stiamo allontanando sempre di più, come potete ben vedere. Quando una pista è favorevole, quando la macchina risponde, quando tutte le opportunità e le clausole, come dire, sono predisposte bene, funziona tutto alla grande. Allora si procede ancora a tutta forza con il nostro Kers, cerchiamo di allontanarlo nella sezione del DRS. Benissimo, guardate un pochettino quanto l'abbiamo distaccato. Mamma mia, si vede che la Williams quest'oggi risponde proprio bene a tutti i comandi. Siamo primi, ragazzi, siamo primi. Mamma mia, lontanissimi dai nostri avversari. Le gomme sono decisamente usurate per quanto riguarda questa prima sezione. Adesso cercherò di rallentare un po'. Cerchiamo di non spremere molto i nostri pneumatici. Però ragazzi, voi me l'avete detto, è inutile accelerare in curva, come mi avete detto. Però ragazzi, io guido così, ho preso ormai questa abitudine. Potete vedere, non riesco a far in altro modo. Se le gomme si usurano così tanto non ci posso far nulla. Cerco di migliorare in ogni modo, però è il mio modo di guidare. Cioè in curva io accelero, ogni tanto esco fuori giri, però è il mio modo di guidare, non riesco a fare in altro modo e devo sperare che quindi le gomme rispondano bene. Eccoci qua, avanti. Abbiamo perso forse qualcosa perché ho rallentato un po'. Tra 2 giri, bene, pure noi tra 2 giri credo che ce la facciamo. Secondo, oddio, queste lunghe frenate mettono a dura prova le nostre gomme, però è sempre bene tenerle d'occhio, quindi ve le faccio vedere. Allora ragazzi, per adesso possiamo andare alla grande per questo giro, il prossimo pure, quindi io credo che forse ce la facciamo ad arrivare in tempo ai box. Vediamo un po', questa volta le curve affrontate in maniera sbagliata, abbiamo perso circa 2 decimi, Hamilton li avrà recuperati, però no, siamo sempre sui 3 secondi, benissimo. Andiamo, perfetto. Vediamo di continuare, le gomme continuano a usurarsi, il carburante non è un problema e siamo soli ragazzi, giriamo al quarto giro appunto soli in avanti, non c'è nessuno che ci dà fastidio, è solo una lotta contro il cronometro, contro il tempo, contro la temperatura e contro l'usura, quindi dobbiamo stare molto attenti, tanto il Kers qui ci aiuta a tenere lontani anche i nostri avversari, cerchiamo di recuperare tanto perché sicuramente farò... Ecco, vedete ragazzi come il gioco è ben regolato, per quanto riguarda le sospensioni, io ho reso un pochettino più dure le sospensioni davanti perché mi trovo meglio ovviamente in gara e guardate un po', le gomme davanti sono quelle che si stanno usurando di più ovviamente, però voi vi ricordate sempre la solita regola, finché le nostre gomme posteriori reggono tramite la nostra strategia del contraccolpo sul sovrasterzo riusciamo a mantenere bene l'autovettura in pista, però è sempre meglio averle ottimali, però se sono usurate quelle davanti non è, cioè, un grosso problema. Possiamo sempre tenere quelle posteriori come fonte principale di come fonte principale di potenza. Tanto si avanza, ecco, si rallenta un po' perché ho tenuto a bada, ecco, Hamilton recupera, maledizione. Mezzo secondo al giro, amico mio, però questa volta ho rallentato un po'. Casomai ragazzi impostiamo la frenata sul posteriore se è necessario per alleggerire un pochettino le gomme davanti. Intanto si procede, l'unica gomma che risponde bene per adesso è quella posteriore destra. Avanti, questa volta affrontata in maniera degna quest'ultima curva e olè, abbiamo allungato il vantaggio di quasi 5 secondi sul nostro Lewis Hamilton, è molto lontano dalla nostra posizione ragazzi, non so cosa mi è preso oggi con questa macchina, con questo circuito, ma quando un circuito si conosce, quando un circuito davvero risponde bene alle proprie capacità si vede subito, quindi partiamo con tutto il Kers a manetta in questa sezione, vediamo di sfruttarlo per allontanarci e sempre 3 giri, un giro alla fine della nostra gara con le gomme morbide, cambieremo, metteremo quelle dure e avanti. Oh, brutta frenata, mamma mia, ho consumato davvero parecchio le gomme ed ecco che arriva il trio dei piloti, vediamo il distacco. 4 e 5 ragazzi, siamo molto lontani. 5, no, e ecco che abbiamo perso qualcosa, abbiamo perso sì e no 7 decimi, mamma mia. Abbiamo perso se no 7 decimi di secondo con questa sbavatura, purtroppo. Ragazzi, non si può essere perfetti in tutte le curve. Ogni tanto ci sta una piccola svista. Ok, si procede. Ultimo giro, possiamo affrontarlo decisamente bene. Ecco, ma purtroppo Lewis Hamilton si è avvicinato per quella svista.
Ecco ragazzi, potete vedere 3,90, hanno recuperato ben 5 secondi, 5 decimi di secondo. Sono pronti, rientra alla fine di questo giro. Entra ai box alla fine del giro. Certo amico mio, cercherò di tenerli sempre lontani. In questo giro cercheremo ragazzi di migliorare. Il carburante è buono, le gomme sono buone, rispondono alle nostre aspettative, quindi credo che anche con le dure, maledizione però, non possiamo sbagliare ora tutto adesso. Abbiamo perso altri 3 decimi, vediamo un po' come vanno loro. Ecco, hanno sbagliato anche loro forse qualcosa. 4 secondi fra te e la vettura alle tue spalle. Bene ragazzi, procediamo, attenzione, ancora una lotta proprio contro il tempo. Vediamo se riusciamo ad avanzare, ancora si va in avanti. Vediamo in questo grande rettilineo quello che riusciamo a fare. Abbiamo frenato nella maniera giusta. E avanti, 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 allontaniamoci, benissimo. Un po' di KERS. Non mi ricordo dove sono i box. Ah ragazzi, ora vedrete un fail enorme qui. Siamo così in vantaggio. Io non ricordo dove sono i box completamente, perché non ci entro mai in quel modo. Sicuramente qui ragazzi facciamo una bella brutta figura. Vediamo un pochettino dove Di rientrare ai box alla fine del giro. Sì, dobbiamo vedere adesso che brutta figura che facciamo. Abbiamo 4 secondi di vantaggio, vediamo adesso dove dobbiamo entrare. In qualche parcheggio dobbiamo entrare, non lo so. Vediamo un pochettino dove è la sezione dei box. Vedo già una linea azzurra da quelle parti. No, non è una linea azzurra, ancora verde. Ok. Niente, ma dove sono i box? Ecco, forse ci sono. No, niente, ancora niente. Mi aspetto ragazzi una linea. Eccoli dove sono, aspettate. Qua dobbiamo frenare bene però, perché l'entrata è brutta. Ed eccoci dentro ai box. Cambiamo le gomme, mettiamo gomme dure. Ci sono anche i meccanici Ferrari, quindi sta entrando anche Alonso. Intanto io qui al filo delle cuffie. Eccoci qua. Cambiamo ragazzi, rapidamente. 3 secondi abbiamo perso, quindi i 4 secondi che avevamo di vantaggio. Sì, possiamo andare bene. Piloti quando rientri in pista. Allora ragazzi, un po' di silenzio adesso che devo ehi ragazzi, che stiamo facendo? Piano, come stiamo entrando? Ai box, cerca di preservare i pneumatici. Ok, vediamo di procedere. Allora, vediamo di concentrarci in questo giro. Sto zitto perché devo recuperare. Nonostante la tua vettura sia più lenta a causa delle gomme, il pilota che ti precede non ha guadagnato terreno nei tuoi confronti. Ottimo lavoro, siamo molto contenti. Un attimo ragazzi di silenzio perché devo concentrarmi. Lì c'è Alonso, credo. Forse si è fermato Massa. Vediamo. Partiamo a tutta manetta con il nostro KERS per recuperare. Vediamo un po' se possiamo... Massa, si è fermato Alonso. Quindi giusto. Attenzione ragazzi, dobbiamo essere molto rapidi. Intanto con le nostre gomme stiamo andando alla grande. Dobbiamo resistere altri 7 giri. Credo che vadano bene. Perfetto. Andiamo. Stiamo guadagnando terreno sulla vettura davanti nel settore 2. Ripeto, settore 2. Sì. I tempi sul giro sono buoni. Grande amico mio, quando l'ingegnere è così presente ragazzi vuol dire che stiamo andando molto ma molto bene. Perfetto. Andiamo. Lì c'è Felipe Massa che adesso dovrà rientrare sicuramente. Sei tra i piloti più veloci in pista. Eccolo che entra. Ed ecco che entra anche Lewis Hamilton. Dobbiamo girare adesso ragazzi. Un po' di KERS per spingere. Ed ecco che ritroviamo alla sessione dei box Lewis Hamilton che sta uscendo adesso. Ecco. Sprint lungo. E nuovamente primi. Probabilmente abbiamo perso qualcosa. Vediamo un po' se è vero. No. Siamo sempre con lo stesso vantaggio di prima. Affrontiamo queste chicane. 1, 2 e 3. Bene ragazzi. 4 secondi e 9. Abbiamo recuperato sì, abbiamo recuperato un pochettino. Allora ragazzi, adesso io vi lascio l'icona delle gomme per farvi vedere un pochettino come si usurano in questi giri. E intanto grande partenza, grande vantaggio per adesso. Dobbiamo adesso continuare così per i prossimi giri. Un po' di KERS per tenere la nostra vettura pronta e salda. Ok, vediamo un pochettino quanto siamo lontani. E neanche lo vediamo più nel nostro specchietto. Che dice il nostro ingegnere? Non si sente. Vabbè, continuiamo così. Bene. E intanto si continua sulla sinistra. Perfetto. Siamo ragazzi oggi la punta di diamante del nostro circuito. Intanto si continua. Bene. Purtroppo ancora dietro Lewis Hamilton che ha recuperato. Attenzione, stranamente.
si avvicina. Io adesso cercherò di andare anche un pochettino più piano per riuscire a recuperare anche nei prossimi giri. Vediamo un po'. Ancora si va in avanti, mamma mia. Con la prima posizione in gabbia. Attenzione. Perfetto. Vediamo se ha recuperato qualcosa Lewis Hamilton, perché probabilmente recupererà circa 2 secondi, 2 decimi di secondo a giro. Vediamo. Ah, perché il KERS non si può usare? No, c'è stato un guasto. Che è successo? Non abbiamo più KERS. Ma forse questo mi voleva dire prima il direttore. Maledizione, non abbiamo più KERS. C'è stato un guasto, ragazzi. Maledizione, non abbiamo più KERS, ragazzi. Date un'occhiata, c'è stato un guasto al motore. È avvenuto appunto un bel guasto e il KERS non funziona più, quindi dobbiamo solo contare sulle nostre capacità. Maledizione. E adesso devo concentrarmi ancora di più. E Lewis Hamilton si sta facendo sempre più vicino. Attenzione, 3-8. Come possiamo fare? Maledizione. Ragazzi, qua devo stare un po' zitto, mi devo concentrare perché il KERS non funziona. Vediamo un po'. Calma. Io sbaglio intanto. Maledizione. Non può essere che il KERS non funziona. Ah, meno male, il KERS è nuovamente disponibile. Intanto però in questi giri che non l'abbiamo avuto, Hamilton ha guadagnato 2 secondi. Io anche perché mi sono alterato ho fatto guadagnare un po' di tempo. Maledizione. Vediamo di girare qui. Terzo settore lo dobbiamo affrontare bene. Eh, 3-6, sta guadagnando terreno Hamilton. Bene, avanti, andiamo a galoppare un pochettino. Ok, hanno riparato il KERS, abbiamo perso un po' di tempo ed Hamilton è sempre più vicino, ragazzi, è sempre più vicino, maledizione. Arriveremo alla fine della gara sempre con questo maledetto alle calcagne. Vediamo un pochettino, avanti, tanto Rosberg molto lontano. Dobbiamo vincerla però questa gara, ragazzi, non possiamo perdere tempo. Eccolo che arriva, vediamo se qua possiamo dare del nostro meglio. Ok, vediamo un po', avanti. Perfetto, abbiamo recuperato tanto adesso. Avanti. Ed Hamilton però, anche lui, maledizione, niente. Sta guadagnando, ha guadagnato quindi 2 secondi in 2 giri. Quindi ragazzi, ce lo ritroveremo proprio nell'ultimo giro, proprio dietro la nostra posizione. Vediamo un po' qui se possiamo dare del nostro meglio. Io vorrei anche limitare. Aspettate un attimo, ragazzi. Dovevo spegnere un attimo il climatizzatore. Spero di averlo chiuso, se no mi congelo i piedi. Perfetto. Allora, 4 giri alla fine. Andiamo un po' in avanti. Purtroppo ho speso tutto il KERS. Vediamo un po'. Vediamo dov'è Hamilton. 300, perfetto, non l'abbiamo tenuto lontano. Vediamo un po' adesso. Una gara proprio contro il tempo. Purtroppo quel KERS distrutto non ci voleva. Intanto questa curva affrontata malissimo, purtroppo. 4 giri alla fine, ragazzi, non vedo l'ora che finisca questa gara perché non ce la faccio più con questo Hamilton alle calcagne. Cioè, prima eravamo tranquilli, adesso le gomme si stanno iniziando a far sentire. Già al 10° giro, maledizione, non voglio stupidaggini, Piano. Andiamo, perfetto. Vediamo quanto dista. 2-4, è molto vicino, ragazzi. 2-4, ha recuperato tanto in quella curva che abbiamo sbagliato, maledizione. Ed eccolo. Maledizione. Vediamo se possiamo procedere in avanti. Si avvicina anche Fernando Alonso. Fernando Alonso deve rimanere sempre dietro di noi. Mancano 4 giri alla fine. Maledizione. Vai. Andiamo. Questa volta siamo andati molto vicini. No, non ci voleva. L'abbiamo allontanato perché avevo fatto le curve bene. Poi alla fine abbiamo perso di nuovo tutto. Niente, ragazzi, non c'è sorta adesso. Siamo andati così bene durante tutto l'inizio gara. Adesso sto perdendo sempre qualcosa. Ed eccolo, adesso lo vedo già nella minimappa. Lewis Hamilton che si avvicina. Proprio il nostro rivale. Pensiamo che la vettura alle sue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Me ne sono accorto. Vai, andiamocene via. Finalmente nuovamente soli. Lo vedo però, ragazzi nelle retrovie. Andiamo. È che io sbaglio, sto sbagliando adesso troppe curve, ma purtroppo la mia prestazione è quella che è. Ecco,
Un secondo in meno, avete visto ragazzi? Ecco, 2,7 nuovamente Lewis Hamilton. In quella dannata curva ho perso davvero tanto. Perfetto. Questa sgasata abbiamo perso un bel po'. Però ragazzi ce lo ritroveremo alle calcagne. Sarà davvero una lotta all'ultimo sangue, proprio perché lui guadagna proprio il giusto per farsi vedere negli specchietti agli ultimi giri. Veramente ragazzi, guardate un pochettino quanto è vicino. Ha guadagnato davvero molto. Andiamo. Ecco, abbiamo peggiorato di un secondo e qualcosa. E l'ha guadagnato Lewis Hamilton. E a 1 secondo e 9 ragazzi. Sempre molto vicino alla nostra posizione. Vediamo se adesso possiamo concentrarci ancora di più e guadagnare qualcosa in questo settore, perché è questo dove vado forte. Perfetto. Dai, un po' di velocità in più. È molto vicino ragazzi, guadagna sempre. Ah, perché ha impostato sicuramente il motore sulla massima potenza. Potrei farlo anch'io, ma adesso proprio non ho intenzione. Avanti. Ecco, 1,6. Ho deciso ragazzi di utilizzare il motore con la massima potenza quando lo fronteggerò, e quindi sicuramente avrò bisogno di aiuto del nostro motore. Quindi ancora il motore non lo imposto sulla massima potenza. Vediamo di rimanere così. Ancora si va in avanti con il nostro Kers, teniamolo lontano. Ecco, è l'unico ragazzi che si è avvicinato, perché gli altri proprio non si fanno vedere. Mancano 2 giri alla fine. Vediamo di continuare, maledizione, avanti, avanti. Mancano un paio di minuti. Ok, eccoci arrivati. Però sicuramente col motore alla massima potenza gli stiamo facendo sprecare però un bel po' di carburante a Lewis Hamilton. Da quanti giri è che Lewis Hamilton ha attivato il motore sulla massima potenza? Cioè, se l'avessi fatto io avrei finito il carburante, io dico, in 2 giri. Invece lui ancora continua. Avrà da almeno 4 giri ragazzi il carburante alla massima potenza. Se no ragazzi non ci prendeva, perché noi stiamo andando con la potenza standard. Abbiamo più un giro. Sì che ho sbagliato anche qualcosa, però però sicuramente si vede che il carburante alla massima potenza si fa vedere. Però ragazzi il distacco era tanto, sicuramente avrà consumato parecchio. Speriamo anche in questa carta. Ed eccolo che finalmente si fa vedere dietro le nostre retrovie, a un paio di giri dalla fine, a 6 decimi. Hamilton sta diminuendo a un ritmo di 1 secondo inferiore al tuo. Lo so, 1 secondo al giro guadagna questo maledetto. Andiamo ragazzi, proprio adesso si doveva far vedere. Al penultimo giro, dopo 14 giri di dominio, arriva lui e si presenta alle nostre retrovie. Vediamo se possiamo tenerlo a bada ragazzi. Adesso utilizzerò la nostra miscela. La curva ho tagliato, maledizione. Utilizzerò la nostra miscela elevata. Andiamo. Andiamo. Ed eccolo ragazzi, una lotta all'ultimo sangue. La miscela elevata pronta per contrastare. Eccolo qua, l'inglese che si trova proprio dietro di noi, quasi a 1 giro e mezzo dalla fine. Eccoci arrivati. Sicuramente con il DRS attivo vorrà darci fastidio. Lo troviamo appunto alle retrovie. Eccolo Lewis Hamilton. Vediamo un pochettino se possiamo distanziarlo. Eccolo. Vediamo un po', la mobile l'ha utilizzata? Non si sa. Non si sa. Eccolo. Ecco, non ha utilizzato neanche l'ala mobile. Ora l'ha utilizzata ragazzi, proprio alla fine. Mamma mia, un giro ragazzi di tensione. Vediamo un po', con la miscela tutta al massimo. Dobbiamo tenerlo ragazzi a bada. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Andiamo. Andiamo. E a 4 decimi dalla nostra posizione. In questo giro ci sarà una lotta davvero molto ardua per la conquista e la difesa del primo posto. Io intanto tengo il carburante al massimo, perché devo utilizzare tutto quello che ho risparmiato in questo ultimo giro. Andiamo, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Le gomme resisteranno ancora per un altro giro, quindi siamo tranquilli. Vediamo, volevo un pochettino affrontare questa curva bene. Il Kers lo utilizziamo tutto nella sezione del DRS, perché non ci può sorpassare in altre sezioni. Ed eccolo, molto, ecco, 7 decimi, sempre bene, bene. Abbiamo recuperato ragazzi. Ecco Van Helgen che continua. Ho anche le gambe addormentate ragazzi. Perfetto, dai. Dai che ci riusciamo. Avanti, avanti. Mamma mia, molto vicino Lewis Hamilton alla nostra posizione. Vediamo un po'. Avanti. Stiamo proprio tirando in avanti alla grande. E l'abbiamo fregato, attenzione. E perde 8 decimi di secondo circa. Mamma mia, Lewis Hamilton molto lontano. Abbiamo affrontato le curve benissimo, invece lui ha lasciato a desiderare in qualche curva. E addio Lewis Hamilton. Tanto carburante quasi finito. Attenzione. Kers a tutta manetta. Carburante ottimale. Avanti. 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 È lontano ragazzi. Forse riusciamo ad ottenere vantaggio.
Avanti, nuovamente miscela normale. Avete visto ragazzi, con la miscela normale l'abbiamo distaccato subito, perché combattevamo ragazzi a parità di motore. Lui miscela elevata, anch'io miscela elevata, e l'abbiamo tenuta a bada. Però ancora sul secondo e 5, quindi siamo un pochettino più tranquilli, perché ha sbagliato probabilmente in quella sezione ragazzi. Non è riuscito a recuperare. Se tutto va bene riusciamo ragazzi ad arrivare in testa. Però ancora non cantiamo vittoria, perché ci sono tante curve. Vai. È ancora dietro di noi, però grazie al cielo noi quelle curve l'abbiamo affrontata in maniera perfetta. Lui ha lasciato un po' a desiderare. Ed ecco ragazzi che si va a vincere il Gran Premio appunto degli Stati Uniti, Gran Premio del Texas, primo posto per quanto riguarda la nostra grande Williams, quindi secondo posto il rivale Lewis Hamilton. Maldonado non è in zona punti, ma grande prestazione. Grazie amico mio. Si nota Sebastian Vettel come sia arrivato al all'ottavo posto con 4 punti, Fernando Alonso 15 punti, noi abbiamo preso un distacco di 10 punti in più, quindi ragazzi grande prestazione. Sei in seconda posizione nella classifica piloti. Sì. Sì, ragazzi, avete visto? Adesso rimane l'ultima gara. All'ultima gara si deciderà chi vincerà appunto l'intero campionato, perché se dovessimo vincere noi la gara, ragazzi, quindi otterremo 25 punti, quindi 236 più 25, arriveremo sui, vediamo un po', 261 e qualcosa. Mentre Vettel, se dovesse fare la stessa gara, vediamo un po', mi pare, no, allora ragazzi forse abbiamo perso comunque, fatemi pensare, se dovessimo vincere noi la gara 251, e se Vettel dovesse se per esempio dovesse finire sul nono posto, 10° posto, quindi se dovesse finire in quel posto rimarrebbe sempre a 249, magari sì ragazzi, forse. Allora, ecco appunto il conteggio finale. Noi riusciremo a vincere la gara è come dire l'intero campionato se Vettel finirà esclusivamente 10° oppure in giù, quindi se dovesse arrivare 10° oppure 11°, 12° fino al 24° posto, allora e riusciremo a vincere l'intero campionato. Sicuramente noi dobbiamo arrivare primi nella prossima gara. Quindi ragazzi, se Vettel il prossimo Gran Premio arriverà al 10° posto o magari al di sotto del 10° posto, riusciremo ad ottenere la vittoria, sempre se noi riuscissimo ad arrivare alla prima posizione. Mamma mia quanti sei. Quindi ragazzi, ancora il campionato non è completamente concluso, però già si riconosce che siamo al secondo posto, secondo posto almeno pieno, e Van Helgen sta lasciando la Williams, non si sa, vediamo un pochettino, siamo arrivati già alla nona sessione, vediamo un po' una nuova offerta, vediamo un po' della Mercedes, eccola qua ragazzi. Potete vedere che ormai abbiamo sconfitto il nostro grande ragazzone, quindi il nostro grande Lewis Hamilton. A quanto pare ha fatto una buona impressione alla Mercedes, visto che ci hanno appena mandato un'offerta di contratto via fax. C'è anche una nota da parte di Ross Brown in cui sottolinea il loro desiderio di averti nella squadra come seconda guida. L'offerta sembra molto buona, decidi con calma, ma mantieni presente che non hai molto tempo per cominciare la Mercedes. Quindi ti aspetteranno fino al seguente Gran Premio. Allora ragazzi, io ho deciso di accettare questa offerta. Voi me l'avete fatto capire, il campionato con le auto antiche non lo facciamo, ho deciso di fare sicuramente, visto che ormai manca poco all'uscita di Formula 1 nuovo, faremo Gran Premi fin quando potremo con questa Mercedes, anche per provarla, e poi quando uscirà Formula 1 nuovo vedremo un pochettino di provarlo. Però io accetto il contratto della Mercedes AMG. Ok, quindi il prossimo anno saremo con loro e il prossimo Gran Premio del Brasile vedrà un pochettino dove farci stare. Siamo anche abbastanza lontani dal nostro Fernando Alonso, quindi il secondo posto ce lo siamo conquistati. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento e ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!